Nitrati, da problema a risorsa di fertilità e di energia per l'agricoltura. Tutto questo per aiutare gli operatori del comparto zootecnico veneto ad adeguarsi alle nuove normative europee. È l'obiettivo fondamentale del progetto Riduca Reflui, iniziativa promossa dalla Regione Veneto in collaborazione con l'azienda regionale Veneto Agricoltura, coordinatore operativo di ogni singola attività per ridurre il carico inquinante generato dai rifiuti reflui zootecnici nell'area del bacino scolante della Laguna Veneta, un territorio dove il 60% degli appezzamenti di terreno è risultato essere vulnerabile ai nitrati. 2 anni di sperimentazioni e di studi su procedure, processi, tecnologie e know-how innovativi hanno permesso di individuare le strategie migliori per sviluppare non solo un nuovo modello di sostenibilità ambientale che tuteli la sanità delle falde acquifere, ma per tramutare in ricchezza reale quello che è sempre stato considerato solo un rifiuto repellente fine a se stesso. Le conclusioni del progetto sono state presentate a Verona in occasione di Fiera Agricola 2012. I dati raccolti rappresentano uno strumento prezioso non solo per le imprese interessate, ma anche per le amministrazioni al fine di valutare l'impatto delle attività zootecniche sul territorio e orientarne le scelte in termini di gestione ambientale. Noi che l'abbiamo seguito fin dall'inizio, costruito assieme ai colleghi della Regione e poi coordinato, siamo estremamente soddisfatti perché vedo che siamo riusciti a mettere insieme un set, come si dice, di informazioni utili che saranno speriamo utilizzate soprattutto da coloro che ne hanno il maggiore interesse, cioè le nostre aziende zootecniche, per disegnare dei percorsi di valorizzazione dei reflui zootecnici. Questo progetto mostra come un insieme di scelte tecnologiche ben accurate, di organizzazione tra i produttori, per esempio per quanto riguarda gli aspetti logistici, e anche di organizzazione societaria tra di loro, possa dare una risposta concreta. I liquami, i letami, i reflui zootecnici in generale sono una grandissima risorsa, lo sono sempre stata, con l'aiuto della tecnologia e dell'organizzazione possono tornare ad esserlo. Il progetto ha lavorato fondamentalmente su 3 assi, più 2 azioni trasversali. Il primo asse è stato quello che ha analizzato gli aspetti logistici. I reflui sono distribuiti nel territorio, tante aziende li producono, l'ideale è poi concentrarli all'interno di impianti di trattamento che possono essere aziendali o consortili, e sono gli impianti famosi a biogas, che sono coloro che trasformano il liquame con i suoi problemi eventuali, penso il più banale percepito dai cittadini, gli odori, le puzze, lo trasformano invece in una risorsa stabile che non emana cattivi odori, che mantiene tutto il suo valore agronomico. Particolarmente rilevante il supporto delle università coinvolte nel progetto. Un nutrito gruppo di ricercatori e professori ha seguito passo passo ogni step delle sperimentazioni. Sostanzialmente il ruolo dell'università è evidentemente fondamentale, nel senso che quella che è l'attività di ricerca e sviluppo, soprattutto il controllo di quelli che sono i processi che attualmente si trovano a livello aziendale, evidentemente sta nelle proprietà tipiche di ricerca degli atenei, pertanto questo è stato il nostro impegno, tanto che non solo gli atenei veneti, quindi sostanzialmente Ca' Foscari, Padova e Venezia, ma anche altri atenei come Udine, Università Politecnica delle Marche, piuttosto Università di Bologna, sono stati coinvolti in questo progetto. Ci sono state molte conferme, molte belle sorprese, nel senso che in 2 anni di sperimentazione è stato possibile anche valutare che ci sono state molte aziende, piccole aziende, che si sono mosse molto bene, molto in anticipo su quelle che erano le sensazioni del mercato e hanno fatto molto bene. Ho il piacere di dire che sono aziende italiane, quindi sostanzialmente a differenza di quello che era il mondo biogas che di fatto abbiamo importato dai paesi di lingua tedesca, in questo caso siamo in grado poi a nostra volta di presentarci sui mercati andando a vendere tecnologie per il recupero dell'azoto. Che si tratti di applicare una tecnologia che miri tanto a valorizzarlo quanto a ridurlo, emerge che l'azoto, correttamente trattato, oggi può non essere più considerato come mero agente inquinante. A questo punto viene intercettato, viene utilizzato nella maniera più appropriata, nei tempi più appropriati, motivo per cui non ne avremo più dilavamenti verso la falda con conseguente inquinamento delle nostre risorse idriche, ma sostanzialmente va dove deve andare, quindi va sostanzialmente nel ciclo naturale della crescita dei vegetali. L'analisi comparata di una 50ina di casi reali ha consentito di individuare i modelli di gestione dei reflui sia dal punto di vista dell'efficienza tecnologica che della sostenibilità economica. Il progetto si è occupato un po' a 360 gradi di quelle che sono le varie caratteristiche degli effluenti di allevamento, quindi sostanzialmente considerando sia i palabili, appunto, quindi matrici che per loro natura si prestano bene
allo spostamento, alla movimentazione del materiale rispetto a ciò che è liquido, che invece evidentemente necessita di tempi di stoccaggio più lunghi e di trattamento. Di fatto si sono studiati sia processi che vanno nell'ottica di recuperare l'azoto dalla frazione liquida direttamente o al limite la rimozione dell'azoto laddove evidentemente i quantitativi siano tali per cui non è gestibile un grande flusso di azoto in un areale molto ristretto, viceversa per le frazioni palabili è sempre evidentemente consigliabile, quelle che sono le vecchie metodiche dei nonni sostanzialmente, per cui dopo un processo di stabilizzazione più o meno spinto si può andare direttamente al campo con questi materiali, visto che comunque apportano non solo l'azoto ma anche il fosforo, il potassio, altri elementi che sono fondamentali per i terreni. Abbiamo studiato tanto processi che mirano effettivamente al recupero dell'azoto, sono sostanzialmente processi di strippaggio a caldo, a freddo, più o meno assistiti da membrane di filtrazione più o meno spinte, ma che mirano sostanzialmente a recuperare l'azoto tipicamente come ammonio solfato dopo processi di strippaggio e comunque renderlo disponibile come nuovo fertilizzante. Altro versante, dicevo prima, è quello dei processi di rimozione che, seppur in un'ottica meno interessante, in un'ottica di lungo termine, quindi nella gestione della risorsa, allo stato attuale volessimo applicarli lunedì prossimo, siamo in grado di applicarli e quindi sicuramente in grado di dare un aiuto all'agricoltura regionale. Un ruolo di primo piano è rivestito da un processo in particolare, la digestione anaerobica, una lavorazione degli effluenti che consiste nella stabilizzazione biologica del materiale organico con contestuale produzione di digestato e biogas. È proprio il biogas, questa miscela di metano e biossido di carbonio, a essere il vero targettatore di profitto per le aziende che su esso investono. Fonte alternativa al petrolio, fra le più utilizzate e promettenti, consente di produrre sia energia elettrica che calore. Il biogas è una tecnologia antica, non è nato ieri, insomma, non è un qualcosa che sia comparso sul mercato già 20-30 anni fa. L'Italia era stata all'avanguardia nello sviluppo della prima generazione di digestori. Poi ci siamo presi un po' indietro, sono partiti altre nazioni, penso soprattutto l'Austria, la Germania, che negli ultimi 4-5 anni l'hanno fatta da padrone. Adesso mi piace veramente osservare come, lo si vede qui in fiera, le industrie italiane hanno recuperato ampiamente il gap e oggi veramente possiamo andare a testa alta anche da questo punto di vista e dire che il biogas è una grande tecnologia italiana, apertissima a tutti gli altri, ma dove imprese italiane sono veramente ormai tra i leader del mercato. Questo tipo di trattamento insomma trasforma i reflui in un vero e proprio valore economico e ad averlo capito sono oggi molte imprese venete. Questo dello sfruttamento del biogas rappresenta un punto chiave insomma, della questione. Non è l'unica alternativa perché come emerso dallo studio ci sono anche altre soluzioni che non necessariamente prevedono questo tipo di... però sicuramente questo è diciamo così, un percorso, un itinerario, un sentiero molto molto promettente che può essere ed è di fatto utilizzato. Già noi siamo in Veneto oggi in grado di, abbiamo inventariato, abbiamo visto, abbiamo documentato la presenza di quasi 100 impianti. Questa è una tecnologia che può fare ancora molta strada. La ricerca scientifica in materia di biogas è un cantiere ad oggi apertissimo e suscettibile di significativi sviluppi. E la vera sfida del futuro è quello di estrarre il metano, che è la parte energetica del biogas, perché poi nel biogas c'è vapore acqueo, c'è anidride carbonica, cioè altri gas che non hanno nessun valore energetico diretto, estrarre il metano e accorgersi sostanzialmente di avere un immenso giacimento di metano che invece che essere in Algeria, in Siberia o in Olanda è diffuso sul nostro territorio e adesso si sta lavorando moltissimo proprio su questo fronte in modo che i vari impianti tra di loro comincino a legarsi attraverso la rete metano e diventino una centrale diffusa sul nostro territorio. Per valorizzare l'impatto economico dei vari modelli di trattamento presi in esame, biogas compreso, gli studi evidenziano come risulti fondamentale massimizzare la resa della rete logistica. I reflui zootecnici hanno una massa elevata, ma un basso valore intrinseco. Una strategia efficiente di raccolta prima e di distribuzione poi rappresenta quindi la chiave di volta per risolvere la gran parte dei problemi di ordine economico relativa alla loro gestione complessiva. Le modalità per trasferire e trasportare questo materiale sono duplici, potrebbe essere trasportati su gomma oppure su tubazione. È molto più semplice trasportarlo su gomma con mezzi agricoli, diciamo trattore e carrobotte, oppure con mezzi industriali come l'autobotte e così via che hanno maggiore capacità di trasporto.
E noi abbiamo visto che maggiori sono le capacità di mezzi di trasporto, minori sono i costi, e questo è anche abbastanza evidente. Mentre gli studi sulle tubazioni si sono dimostrate più costose dal punto di vista iniziale, perché richiedono elevati costi di impianto e stendimento, però come gestione sembrano essere vantaggiose soprattutto per quanto riguarda le riduzioni delle emissioni di carbonio e il risparmio energetico, che si attesta attorno al 30-40% rispetto ai trasporti su gomma. In futuro converrà dunque puntare sulla tubazione. Il percorso per vedere implementata e perfezionata questa tipologia di rete è però ancora lungo e pieno di ostacoli. Quando le condizioni territoriali lo permettono, perché la stesura di queste reti dovrebbe essere, programmata insieme a altre grandi opere di ristrutturazione del territorio e fatte insieme in modo da ridurre questi costi di impianto proprio delle tubazioni stesse. Oltre ad aver indicato strade percorribili e risolto alcuni nodi per quel che riguarda il trasporto, Riduca Reflui ha studiato con ottimi risultati anche le strategie più efficienti in materia di logistica interna alle aziende. Posto che i reflui non sono mero materiale da smaltire, ma una risorsa vera e propria da utilizzare in alternativa ai fertilizzanti chimici di sintesi, tutti i sistemi di distribuzione che riescono a riutilizzarli al meglio e con una certa parsimonia sono da considerare positivamente. In quest'ottica ha dimostrato particolare efficacia la cosiddetta distribuzione interrata. Se si distribuisce in superficie aumentano i problemi di gassificazione dell'ammoniaca e quindi cattivi odori, perdita di azoto. Di conseguenza invece una distribuzione troppo interrata causa inquinamenti da falda per nitrati. Quindi la distribuzione ottimale sarebbe interrata per ridurre le emissioni, ma in superficie e quando la coltura ne ha bisogno. Le tecnologie ci sono presenti, devono essere maggiormente recepite dagli utilizzatori, perché attualmente i sistemi di distribuzione si limitano alla distribuzione superficiale oppure all'interramento profondo, quindi bisogna cercare di sensibilizzare con tutti i mezzi anche politici gli utilizzatori a intraprendere questa strada. Una rete logistica efficiente non può fare a meno di porsi il problema della tracciabilità. Come accade già in altri comparti produttivi, basti pensare a ciò che accade nel settore ortofrutticolo, vitivinicolo o ittico, poter monitorare tutto il percorso dei reflui dalla raccolta alla trasformazione e destinazione finale è non solo una condizione auspicabile per questo particolarissimo tipo di filiera, ma una vera necessità. In gioco c'è la sanità dei terreni, ma soprattutto la salute dei cittadini. La nostra proposta sarebbe quella di inserire dei sensori che misurano i livelli delle vasche di accumulo dei liquami, abbinate con degli altri ricevitori satellitari sui trattori che distribuiscono i liquami, in modo tale da capire dove va a finire il materiale che è stato prelevato dalla vasca. Con questa modalità viene tracciato in pratica il lavoro che viene fatto e può essere reso disponibile. Però ci sono anche dei notevoli vantaggi per l'utilizzatore, perché in questo caso sa esattamente le quantità e quindi le dosi di fertilizzante che sono state distribuite nei vari campi e quindi organizzare meglio la concimazione chimica successiva per le coltivazioni. Riduca Reflui ha dimostrato che trasformare l'azoto cattivo in risorsa non solo è possibile, ma comporta anche benefici economici importanti per le aziende del comparto, che all'entrata in vigore della normativa europea sui nitrati hanno dovuto compiere ingenti investimenti per adeguarsi alle linee guida della legge. Un altro asse portante del progetto, dedicato all'analisi degli strumenti economici, finanziari e gestionali, ha aiutato tali imprese ad adottare modelli di business sostenibili. Noi ci siamo soffermati soprattutto sulla valutazione partendo dallo stato dell'arte, quindi da quali sono le realtà operanti, e i modelli virtuosi che se c'erano e come eventualmente questi modelli virtuosi potevano, in termini di opportunità, potevano essere resi percorribili a tutti, insomma, offrire il maggiore alla platea più ampia di imprese zootecniche, fare in modo che questi effluenti zootecnici diventassero appunto un'opportunità o quantomeno contenessero, limitassero gli effetti, gli impatti economici negativi sulle imprese.
I modelli praticabili, studiati monitorando le esperienze concrete di casi aziendali in Veneto e Lombardia, sono molteplici. C'è la soluzione aziendale, è quella che va al di là dei confini aziendali, quindi comprensoriale, diciamo, a modelli associativi che possono essere, diciamo, realizzati in forme consortili, per esempio, a un vero e proprio mercato, insomma, no? Quindi c'è un'azienda, quindi con l'esternalizzazione del problema, e viene fatto oggetto di trattamento a condizioni ovviamente economiche vantaggiose da parte di imprese terze che lavorano questi affluenti, e una mano, inutile che ce lo nascondiamo, ci deriva dalla possibilità delle produzioni di energie alternative che permettono di utilizzare questa risorsa per farne dell'energia, e questo aiuta a ridurre i costi, perché il trattamento dei nitrati non viene risolto ovviamente con la produzione di energia, però gli utili che si ottengono dall'utilizzazione di questa fonte energetica consentono di abbattere evidentemente i costi poi dei trattamenti che possono essere di varia natura, no? Quindi qui il gruppo di lavoro composito ha affrontato, analizzato e ha posto appunto a disposizione. Ecco, noi abbiamo visto dei modelli sia in Veneto, no? Ci sono delle esperienze che vanno, non so, ad esempio di forme di cooperative o consorti di produttori, ma anche fuori del Veneto. Ci sono delle interessantissime realtà in Lombardia che noi abbiamo analizzato, e ci siamo impegnati a valutare due aspetti, cioè il percorso, diciamo così, la procedura e quindi l'istituzione, l'organizzazione proprio giuridica più adatta, più consona ai quali problemi questa eventualmente può dar luogo nel momento in cui sono coinvolti i produttori, che devono quindi attrezzarsi in ipotesi per seguire questi modelli organizzativi, sono come sono fatti, che tipo di problemi pongono, come possono essere eventualmente percorsi questi esempi, questi modelli, e l'aspetto economico, cioè dal punto di vista della valutazione, diciamo così, della redditività, le diverse soluzioni sono state confrontate per ricavare quello che è il rendimento di queste e quindi la sostenibilità economica. Lo studio evidenzia come, seppur con tipologie giuridiche diverse, sia fondamentale condurre i produttori a forme fortemente strutturate di aggregazione. Sappiamo che in agricoltura il tema è sempre lo stesso: accorciare la filiera, tenersi il valore aggiunto, quindi non essere solo produttore, ma se possibile anche trasformatore e venditore finale. Lo vediamo con campagne molto note, come si cerca di avvicinare il consumatore finale al prodotto ortofrutticolo, alla carne, eccetera. Ecco, in questo caso il mondo degli allevatori ha veramente la possibilità di tenersi a casa completamente tutto il valore fino alla vendita, per esempio alla rete elettrica, dell'energia elettrica, ma domani anche del calore che potrà essere ceduto a utilizzatori locali, alla comunità locale, eccetera. Ecco, il progetto ha analizzato tutte queste cose e in tutta sincerità sono convinto che ha dato delle importanti risposte.